Volevo fare una piccola riflessione su questo annuncio di poco fa dell'imminente nuovo lockdown ci ha dato il presidente De Luca. Allora, al di là delle colpe, che già ne abbiamo parlato tante volte, se sono colpa nostra, colpa vostra, presidente, insomma, secondo me è più colpa vostra. Devo dire la verità, perché non era mai fa, non era quello che ci ha detto, fanno quello abbiamo fatto, quindi credo sia per più colpa vostra. Comunque, premesso questo, ma è possibile che tu poco fa hai dato la notizia di una devastazione totale, no? Di un fatto che tra poco alcuni si accappotteranno definitivamente, cioè insomma una notizia tosta, dura, difficile da accettare. Tu ci vedi cutone e chi ci sta facendo una ragazzata, cioè vi chiudo, ma che buco, cioè, ma non stiamo facendo, nel senso, ma che comunicazione è questa? Ma non si fa così, ma che non si fa, cioè, ma tu ce lo dovevi dire con lo zuccherino, tu dovevi mostrare un nodo in gola, l'occhio lucido, che teneva la cagnera, che ci stivi dicendo sta cosa. Dovevi dire ragazzi, ma vi ricordate quando eravamo felici e non lo sapevamo, che eravamo uomini liberi? Purtroppo sono costretto a maggior 30, 40 giorni, abbiate pazienza, resistete. Facciamo una cosa, per mostrarvi la mia solidarietà, ecco se dicevi questo, la mia solidarietà, anche come non guadagnate voi, non guadagno nemmeno io, stop a tutti i stipendi, pure i miei. E io tutti i soldi che metto a disposizione vostra, io e di tutti i consiglieri regionali, parlo a nome di tutti i consiglieri regionali, se vuoi consigliare, ma certi cazzo, e tu con la durezza dovevi dire, sta zitto, parli. Metto io, accettate almeno questa forma di solidarietà. Perché è pure colpa mia. Se diceva è pure colpa, è stata pure colpa mia. In estate sono stata una chiave, perché invece pensavo, ci pensate ai fatti miei. Ci pensate ai fatti miei e mo si troviamo in queste condizioni. Perdonatemi, scusatemi, però l'amma fa. Se dicevi così, era un'altra cosa. Invece ragazzi, non chiudere, capisci, e poi dice la snocciola sempre sto fatto che siamo i primi, siamo i primi in coppa a tutte le cose in Italia, siamo pure i primi a chiudere però, c'è un premio, questo è un premio, che ci vedi che è un premio, ma non si fa così, ci fate proprio con me, fate una volta, che un figlio si faceva male, il padre ce l'aveva pure resto.